Consigliere comunale Spataro, siamo qui davanti al comune, lei svolge sempre un'attività di pungolo e di stimolo verso l'amministrazione comunale, non solo, ma attento sempre alle tante problematiche politiche, anche quelle che stanno succedendo alla regione intorno al suo partito. Guardi, da un punto di vista politico oggi la situazione è assai delicata. Le ultime elezioni, le elezioni del 4 marzo scorso ci hanno detto e ci hanno dato un segnale chiaro. La gente vuole un cambiamento e vuole un cambiamento che sia il più radicale possibile. Ormai i vecchi nomi della vecchia politica sono ormai da mettere nel dimenticatoio e da mettere ormai agli archivi. Quindi bisogna cambiare rotta, bisogna dare precedenza ad una nuova classe dirigente anche all'interno del mio partito, che possa sviluppare quelle idee e quelle esigenze e quella politica che il territorio si aspetta e che il territorio vuole. Certo, continuare in questa direzione, continuare in una direzione che i cittadini hanno bocciato e trincerarsi dietro il fatto che in Sicilia il partito abbia riscosso un grande successo sopra la media nazionale, sicuramente è mettersi la testa sotto la sabbia, perché al di là dei meri numeri bisogna guardare quelli che sono stati i risultati, e i risultati sono stati che i 5 Stelle hanno vinto su 28 collegi in tutta la Sicilia, andando a battere nettamente la coalizione di centrodestra ed in particolare il partito capolista, che è appunto Forza Italia. Per cui bisogna rilanciare questa azione. Io credo che da oggi in poi bisogna aprire una fase di riflessione che deve portare anche a delle situazioni e degli atteggiamenti chiari da parte di una classe politica che ha perso chiaramente, cioè, lo dicono gli elettori, non lo dice Pasquale Spataro, e bisogna ripartire con slancio, con la migliore classe dirigente che possa essere quella che possa essere giovani all'interno del partito, però giovani che abbiano le competenze, in maniera tale da poter procedere a stilare delle liste che siano delle liste più attinenti al territorio, perché a dire la verità le ultime liste che hanno caratterizzato il nostro partito nella provincia di Agrigento non erano assolutamente al territorio, ma discendevano da rapporti personali che poi hanno visto la loro clamorosa bocciatura con l'esito delle elezioni.